Siamo qui nella nostra cattedrale, che diventa l'agorà spirituale e culturale in questa Quaresima. Siamo qui per un momento importante con un testimone qualificato di quello che è il martirio, cioè la testimonianza sua e la testimonianza di coloro che per Cristo hanno donato la vita. Andrea Riccardi è un personaggio che tutti noi conosciamo, che seguiamo, è il fondatore della comunità di Sant'Egidio, una branchia della quale opera anche nella nostra città e a favore della nostra Chiesa, e nel mondo è segno di quella carità che diventa operosa per una giustizia reale tra i popoli. Questa sera semplicemente io vorrei ricordare una sua pubblicazione, Il secolo del martirio, i cristiani nel Novecento, di Mondadori, riproposto nel 2009, tradotto e pubblicato in 10 lingue. E poi il suo ultimo libro di Giovanni Paolo II, titolato Biografia. In questo modo egli vuol dare testimonianza a quell'accompagnamento spirituale che Giovanni Paolo II, da vescovo di Roma, ha dato a questa comunità fondata da lui e anche a lui personalmente. Io auguro a tutti voi, a tutti noi questa sera, non soltanto una ricezione intellettuale, che sicuramente ci sarà, perché il professor Riccardi non ci deluderà, ma soprattutto una ricezione del cuore che diventi testimonianza di vita. Quando siamo nelle più cupe angosce e non sappiamo dove trovare aiuto o consiglio, il solo conforto che ci resta è invocare te, Dio fedele, perché ci liberi dalle tribolazioni.
Ecco, buonasera a tutti e grazie di essere qui questa sera ad ascoltare il professor Riccardi, che ringrazio di cuore. Il professor Riccardi è un carissimo amico, ci conosciamo non so da quanti anni. Io ho lavorato per tanti anni lì al Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, voi sapete che il palazzo è quello situato in piazza San Callisto, che è la piazza piccola, devo dire, ma adiacente alla grande piazza di Santa Maria in Trastevere, dove ha sede la comunità di Sant'Egidio. Quindi grazie di cuore, insomma, mi ha fatto un regalo bellissimo, non solo a me, ma anche alla Chiesa di Trieste. Poi è venuto qua mi ha dato il suo ultimo libro, credo. Io sono andato 2 o 3 giorni fa dalle suore Paoline, non c'è ancora? Non ce l'avete? Ce l'avete già? Questo? Ah, ecco, guardate, non nascondo, non l'avevo visto. Grazie, è un libro dedicato è una biografia di Giovanni Paolo II. Voglio dire una parola. Andrea Riccardi è il fondatore conosciuto della comunità di Sant'Egidio, una comunità che nasce a Roma nel 1968. Lui, quando fonda questa comunità, aveva meno di 20 anni. Oggi, voi lo sapete, è un movimento di laici a cui aderiscono più di 50.000 persone. Movimento impegnato nella comunicazione del Vangelo e nella carità a Roma, in Italia, in più di 70 paesi dei diversi continenti. Capisaldi, i fondamenti di questo movimento: la preghiera, la comunicazione del Vangelo, la solidarietà con i poveri, l'ecumenismo e il dialogo. Ma un po', se avete un po' di amici qui della comunità di Sant'Egidio presente nella nostra diocesi, capirete subito questa scansione della comunità: preghiera, comunicazione del Vangelo, solidarietà con i poveri, ecumenismo e dialogo. Però il tema mi porta in un posto di Roma pieno di fascino, all'Isola Tiberina e nella Basilica di San Bartolomeo, che è il luogo memoriale, se andate a Roma andate a visitarlo, luogo memoriale dei nuovi martiri del XX e XXI secolo. Per capire quel luogo e il senso anche dell'intervento del professor Riccardi di questa sera, dobbiamo andare al 1999, quando Giovanni Paolo II decise, in preparazione del Giubileo dell'anno 2000, di istituire una commissione intitolata Nuovi Martiri, che avrebbe dovuto indagare sui martiri cristiani del XX secolo. La commissione ha lavorato 2 anni proprio nei locali della Basilica di San Bartolomeo, raccogliendo circa 12.000 dossier. 12.000 dossier di martiri e testimoni della fede giunti da diocesi di tutto il mondo. Fra i frutti di questo lavoro vi fu anche la preghiera ecumenica svoltasi presso il Colosseo, alla presenza del Papa e di rappresentanti di tutte le principali chiese cristiane. In quella occasione venne sottolineato come il gran numero di cristiani uccisi o perseguitati nel Novecento fosse un continente ancora da esplorare. È difficile in una storia del cosiddetto secolo breve troviate un capitolo dedicato ai martiri cristiani. Quindi un continente ancora da esplorare, un patrimonio condiviso da ogni confessione cristiana. C'è un aspetto dell'ecumenismo che riguarda proprio il martirio del XX secolo che andrebbe opportunamente scandagliato anche in termini di opportunità ecumenica. Passato il Giubileo, Giovanni Paolo II volle che questa memoria dei testimoni della fede del Novecento potesse divenire qualcosa di visibile nella Basilica di San Bartolomeo. E nell'ottobre del 2002, con una solenne celebrazione ecumenica
alla presenza di cardinali Ruini, Casper e George e del patriarca romeno ortodosso Teoctist, è stata posta sull'altare maggiore una grande icona, se andate la potete venerare, dedicata ai martiri proprio del Novecento. L'icona rappresenta con una simbologia presa dall'Apocalisse le vicende dei martiri di cui si è venuti a conoscenza attraverso i lavori della Commissione. Altre memorie di martiri sono collocate nelle cappelline laterali, ognuna dedicata ad una situazione storica particolare. E il 7 aprile del 2008 io ero là ed ero, devo dire, molto emozionato. Il Santo Padre Benedetto XVI ha visitato la Basilica e, sostando davanti alle memorie dei martiri contemporanei, ha definito la visita di questo luogo un pellegrinaggio alla memoria dei martiri del XX secolo, innumerevoli uomini e donne che hanno versato il loro sangue per il Signore, ma, ha spiegato ancora il Papa, Gesù risorto illumina la loro testimonianza e comprendiamo così il senso del martirio e la forza dell'amore, continuava il Papa, dell'amore inerme e vittorioso anche nell'apparente sconfitta. A te la parola. Grazie. Io ringrazio per questo invito che mi porta a Trieste e che mi porta qui questa sera con voi. E devo dire che è un invito a cui ho risposto con gioia, anche se con una qualche fatica, proprio per quell'amicizia che mi lega al vostro arcivescovo da tanti anni, quelle amicizie che nascono nella vita quotidiana, nel contatto, io vorrei dire nella limpida complicità di chi cerca il bene del Vangelo e anche di chi si pone il problema della giustizia e della pace, che è un grande problema che il vostro Vescovo si è posto su tanti scenari, sia culturali sia geografici, per tanti anni. E credo un problema che porta qui a Trieste una città che per la sua collocazione storica e attuale è una città che non può vivere solo in se stessa, ma vive sul mare, vive sul mondo, vive in fondo in un crocevia storico. Per cui dico a lui grazie di questo invito e grazie delle calorose parole di accoglienza. Il martirio del Novecento. Diciamocelo, cari amici, francamente, di questo martirio abbiamo preso coscienza molto lentamente e molto tardi. Per noi il martirio era qualcosa di vecchio, di archeologico, di primi secoli del cristianesimo, non qualcosa di attuale, di reale. Sì, la parola martire veniva utilizzata, se vogliamo, nel lessico quotidiano in modo un po' retorico, ma noi abbiamo preso coscienza tardi del martirio cristiano. Perché? Per la durata del comunismo nell'Unione Sovietica e nei paesi dell'Est, per il fatto che il mondo del Sud era poco sotto i riflettori, ma anche per la difficoltà di mettere insieme tanti incidenti, tanti frammenti e di comprendere che non erano frammenti, ma era un fatto. C'è però un motivo ancora più profondo con cui io vorrei iniziare questa mia riflessione e con cui vorrei concluderla. La resistenza interiore a prendere coscienza del martirio tipico del nostro tempo. Il nostro
è un tempo in cui si restringono gli orizzonti, malgrado la globalizzazione, e in cui ci sentiamo vittime. Vittime oggi della crisi economica, vittime dei nostri problemi personali, vittime della situazione politica, vittime di quello che vogliamo. È una vicenda, è un atteggiamento che segna non solo la mentalità italiana, ma la mentalità europea, quella di un vittimismo diffuso. In fondo una concentrazione di attenzione su noi stessi, per cui la memoria di un dolore altrui e ben più grande viene rimossa. Viene rimossa. È un meccanismo culturale profondo. Il nostro, come ha scritto un autore, è il tempo delle vittime, ma non delle vittime che sono gli altri, ma del sentirsi vittima. Per cui la memoria di un dolore più grande, di un dolore strano, incomprensibile, viene rimossa. Come si rimuove il contatto con i sofferenti, i malati, il contatto con la morte. Solo negli ultimi anni del Novecento abbiamo cominciato a prendere coscienza del martirio e il ruolo significativo in questo l'ha avuto Giovanni Paolo II, come ha ricordato il vostro vescovo. Perché Karol Wojtyła, nella sua biografia, aveva conosciuto personalmente la tragedia della guerra e della persecuzione e l'aveva interpretata, l'aveva letta in un modo non solo politico ma profondamente religioso. La Polonia aveva vissuto l'occupazione nazista che intendeva ridurre il popolo polacco come un popolo schiavo. Infatti le élite, gli intellettuali, i dirigenti, anche i preti, andavano eliminati. Karol Wojtyła ha vissuto la Shoah, che ha divorato una parte cospicua degli ebrei europei. È stato il vescovo di Auschwitz. Infine ha vissuto il regime comunista con la persecuzione antireligiosa. Così lui ha ricordato la sua giovinezza. Il mio sacerdozio al suo nascere si è iscritto nel grande sacrificio di tanti uomini e donne della mia generazione. A me la provvidenza ha risparmiato le esperienze più pesanti. Al Papa sembrava di aver conosciuto l'Apocalisse del nostro tempo e si chiedeva perché io mi sono salvato. In fondo la domanda davanti al martirio di tanti è: perché io no? E Wojtyła comprende questo con un senso profondo di debito. Il suo sacerdozio nasce in questo clima profondo di debito alla Chiesa, alla Polonia e poi sarà all'umanità. Per Wojtyła, e già questo c'è negli esercizi predicati a Paolo VI del 77, il martirio non è una storia antica, lapidi, reliquie, catacombe, ma è una realtà contemporanea. Del resto, lui stesso ha subito un terribile attentato su cui mai si è fatto luce, un attentato maturato nei torbidi ambienti di Istanbul in una miscela tra nazionalismo, Islam e strategie sovietiche. Ma, e io provo a scriverlo in questo libro, Wojtyła sapeva bene il rischio che correva andando a Istanbul per visitare il patriarca Dimitrios. E lì nasce l'attentato. E Aliashka lì scrive sui giornali che voleva uccidere il comandante dei crociati.
Il grande teologo ortodosso Olivier Clément dice: l'attentato è stato il prezzo della visita a Costantinopoli. In un certo senso, Giovanni Paolo II è testimone del martirio nel suo paese, di un popolo, ma è sfiorato dal martirio. E qui lui trae da questa sua esperienza la convinzione che il martirio è contemporaneo, non è archeologico ma contemporaneo. E nella terza millennio avveniente, il documento preparatorio all'anno santo, scrive: nel nostro secolo sono ritornati i martiri, spesso sconosciuti, quasi militi ignoti della gran causa di Dio. E questa è proprio la penna del Papa, si sente. Per questo dice: non devono andare perdute nella Chiesa le loro testimonianze. E lancia quell'invito di cui Monsignor Crepaldi ha parlato: bisogna recuperare queste memorie. Perché spesso i martiri contemporanei, cari amici, non sono remoti, non sono lontani, non sono degli eroi, ma sono gente che ha vissuto con noi, come noi, con cui noi abbiamo mangiato, che poi all'improvviso si trova a fare delle scelte per cui, fedele al Vangelo, affronta la morte. In fondo, Monsignor Crepaldi e io stesso abbiamo conosciuto un uomo che è stato segnato dal martirio o sfiorato dal martirio, è Cardinal Vantuan. Non è morto, ma la persecuzione che ha subito in Vietnam avrebbe potuto distruggerlo, un uomo che non aveva una fede interiore come la sua. E Davide Turoldo dice: siamo stati commensali dei martiri, ma non siamo rimasti sempre gli stessi. E io personalmente ricordo di aver avuto una certa amicizia con Frère Christian de Chergé, il priore della trappa di Notre-Dame de l'Atlas in Algeria. E poi aver discusso con lui sulle questioni algerine, e poi a un certo punto quest'uomo, malgrado le minacce, resiste nel suo monastero finché non viene ucciso. No, i martiri non sono lontani da noi. I nuovi martiri. Questa espressione nuovi martiri è un'espressione voitiliana, anche se ne parlava la Chiesa greco-ortodossa, ma è sua e proprio vuole significare l'attualità del martirio. E in questo senso Giovanni Paolo II allarga l'idea del martirio, dal concetto classico di martirio in odio della fede, perché in realtà il martirio dei cristiani si inquadra nel Novecento, che è non solo un secolo breve, ma un secolo terribile. È il secolo delle stragi, è il secolo della morte di massa, è il secolo dell'industria della morte. Il Novecento che abbiamo alle spalle, con il suo innegabile progresso, con la democrazia, è stato però anche un secolo dalle lunghe ombre, terribile per violenze e massacri, e addirittura è lo sterminio degli ebrei, la tecnica e la scienza sono stati messi al servizio di un massacro di massa. E il martirio dei cristiani si inquadra in questo secolo disumano. Penso al primo olocausto del Novecento, più di 1 milione di morti nella strage degli armeni e degli altri cristiani nell'impero ottomano durante la Prima Guerra Mondiale. Un massacro negato dai turchi. Io ho un po' studiato queste vicende e ci sono delle testimonianze incredibili. Non è un assassinio politico, è
vero massacro, perché soprattutto le donne, ma anche gli uomini, potevano salvare la loro vita se si fossero convertiti all'Islam. Non era solo un fatto religioso, era un fatto di integrazione. E quante donne ormai sono morte in Turchia, ex cristiani, hanno vissuto in famiglie musulmane e non lo hanno fatto. Penso ai morti durante la dittatura comunista in Unione Sovietica, al terrore staliniano. Poi la Cina. La Cina è stato un luogo terribile, dalle stragi agli stupri di Nanchino, quando i giapponesi nel 1937 uccisero 200.000 cinesi, talvolta usandoli come bersagli, e poi le stragi durante il periodo maoista. Il secolo delle 2 terribili guerre mondiali e nel cuore della seconda la Shoah, con 6 milioni di ebrei, ma anche di zingari uccisi. Cina, ho dimenticato di dire, 30 milioni di morti nelle carestie tra il 58 e il 62. Le violenze in America Latina, in Africa, la strage di 1/3 della popolazione in Cambogia, la pulizia etnica nella ex Jugoslavia, i massacri in Ruanda. Guardate che il Novecento, per milioni di esseri umani, è stato un secolo buio, in cui si è smarrita la memoria del rispetto per l'uomo e della donna. È stato un secolo breve, ma per alcuni è stato un secolo troppo lungo e troppo doloroso. Negli anni '20, a Mosca, in una Mosca ormai dominata dal potere sovietico, moriva il patriarca ortodosso di Mosca e di tutte le Russie, Tikhon, che la Chiesa ortodossa ha canonizzato e aveva assistito al quasi smantellamento del cristianesimo in Russia. Ebbene, morendo, dice: la notte sarà molto lunga e molto oscura. Per molti uomini e donne la notte è stata molto lunga, per molti cristiani è stata molto lunga la notte, ma di fronte a questa notte buia un popolo di credenti debole non ha smesso di celebrare la memoria della passione del Signore e della sua resurrezione. In un tempo duro, in regioni difficili, invivibili, un popolo di cristiani non ha smesso di ricordare Cristo morto e risorto. E non è stato mai tanto buio che non si accendesse il piccolo cero della Pasqua. E questi cristiani hanno ricordato a se stessi che il Signore è stato trattato come il peggiore degli uomini, che è stato trattato come decine di migliaia di innocenti, torturati, violentati, condannati a morte. Infatti, il martire è la figura di cristiano che più si conforma a Gesù. Nel martire c'è un'impronta cristologica profonda e radicale. Permettetemi di farvi un esempio. Era Pasqua. Nel campo tedesco di Buchenwald. Il sistema concentrazionario ha percorso il mondo. Lì era stato internato un pastore luterano, Paul Schneider, vicino a Bonhoeffer, nel 1937, per la sua opposizione religiosa al nazismo. Fu torturato, non voleva rendere omaggio a Hitler e alla croce uncinata e parlava del nazismo come idolatria. Nel 1938
fu rinchiuso nel bunker di isolamento, dove passò gli ultimi 14 mesi. E dal bunker, dalla finestrella del bunker, continuava a ricordare la presenza del Signore tra questi uomini torturati. Un compagno così ricorda: tutte le mattine teneva per noi prigionieri una preghiera mattutina, a causa della quale veniva bastonato. E durante gli appelli sul piazzale del campo, questi appelli terribili, umilianti, che duravano ore al freddo, che sfinivano, cito la testimonianza: in quel luogo di orrore e di disperazione si udì risuonare sul piazzale in cui 20.000 prigionieri erano allineati una voce forte e chiara di Schneider. Questa voce proveniva dalla feritoia del bunker e diceva: Gesù Cristo dice: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre. Aggiunge il testimone prigioniero: con quel grido mi ha salvato, perché io ho saputo che c'era qualcuno al mio fianco. Vedete, la storia della persecuzione nazista non è che un capitolo di questa storia del martirio, perché questa storia è la storia della persecuzione comunista. C'è un caso drammatico fra i casi di persecuzione antireligiosa e di martirio, quello dell'Albania. L'Albania è un paese terribile. Io ho avuto, tra virgolette, il privilegio di conoscerlo negli anni '80. Un paese terribile, un paese lager, in cui ogni atto religioso dal 67 era vietato, in cui battezzare un bambino era considerato un crimine. Pensate che gran parte del clero cattolico albanese viene eliminato e un prete che venne liberato nel 90, che veniva considerato un collaborazionista dagli altri col potere, aveva fatto 17 anni di carcere. Un collaborazionista. Ecco, vedete, tanti sono i caduti del Novecento. Ci sono i caduti dei regimi totalitari, quelli della persecuzione a sfondo religioso. Sono cristiani uccisi dai musulmani, ma anche dai buddisti tibetani a inizio secolo, thailandesi o vittime del fondamentalismo indù. C'è poi un'altra categoria di vittime: i cristiani martiri dell'amore, della carità, della giustizia. Ne parlerò. Perché martiri? Perché di fronte alle minacce di morte, per cui avrebbero dovuto ritirarsi per salvare la propria vita, non l'hanno fatto e hanno continuato il loro servizio di carità, di amore, di giustizia, fino alla morte. Ma non posso addentrarmi in questo senza riprendere l'amichevole provocazione del vostro vescovo. Vediamo un po' questa folla di martiri. Parlano tutte le lingue. Sono cattolici, ma sono anche evangelici, sono anche anglicani, sono anche ortodossi. Cioè, ha ragione Monsignor Crepaldi, c'è una comunione dei cristiani nella sofferenza. Giovanni Paolo II disse al Colosseo: nel martirio siamo già uniti. Ma perché siamo uniti? Perché il martire si conforma a Cristo e in Cristo siamo uniti. E allora la memoria dei martiri è una memoria ecumenica. Questa folla di martiri, proviamo a sentire la loro lingua. Abbiamo sentito il tedesco di Paul Schneider a Buchenwald, il russo. Parlavano russo in quello che veniva definito il regno degli infelici, le isole Solovski in Russia.
un detenuto ricorda un'immagine di amore in quell'inferno di freddo, di lavoro, un lavoro senza senso spesso, un lavoro senza senso. Vorrei leggervi questa testimonianza. Uniti nello sforzo, lavoravano insieme alle isole Solovski un vescovo cattolico ancora giovane e un vecchietto, emaciato, scarno, con la barba bianca. Era un vescovo ortodosso, antico di giorni, ma forte di spirito. I due spingevano energicamente il carico. Chi di noi avrà un giorno l'avventura di far ritorno nel mondo dovrà testimoniare quello che noi vediamo qui adesso. E quello che vediamo è la rinascita della fede pura, autentica dei primi cristiani, l'unione delle chiese nella persona dei vescovi cattolici ortodossi, un'unione nell'amore e nell'umiltà. È bello, un vescovo cattolico e un vescovo ortodosso che spingono insieme lo stesso carretto. È un'immagine di unità. Ma io preferisco all'edificio del Consiglio Ecumenico delle Chiese di Ginevra, che sa un po' di burocrazia, la baracca di Dachau, dove erano rinchiusi preti, sacerdoti ortodossi, pastori protestanti. I testimoni della fede di ogni confessione hanno sofferto insieme. Io penso che c'è un'eredità del martirio che forse noi dobbiamo ancora comprendere. Dobbiamo contemplare l'icona dei martiri, ma dobbiamo aprire il testamento del martirio. Il testamento dei martiri non è stato ancora aperto. Siamo appena agli inizi della lettura di questo grande documento storico, umano, cristiano che è il martirio. E forse ogni chiesa locale, la vostra chiesa stessa, ha un testamento di martirio e di sofferenza di cui non si è parlato, non si è potuto o voluto parlare per anni. Io credo che è tempo non solo di rendere giustizia, perché guardate, il martire cristiano non chiede vendetta, non chiede vendetta o non chiede di essere vendicato. Il martire cristiano non chiede nemmeno giustizia, ma il martire cristiano domanda memoria, perché il martire cristiano è nella comunità cristiana un martire, un testimone, quindi in un certo senso un maestro di vita. E Giovanni Paolo II ci ha dato l'esempio con quella preghiera meravigliosa del 2000 al Colosseo. Ma quell'intuizione va continuata nella ricerca storica, ma va continuata nel sentire del nostro popolo e va fatta fecondare. E sono contento che il Vescovo abbia ricordato questa basilica di San Bartolomeo, che ha le memorie di tanti nuovi martiri. Io credo che i martiri è un testamento che dobbiamo aprire insieme, attraverso la conoscenza della storia e attraverso la ricezione della loro testimonianza. Ma chi è il martire? Purtroppo oggi si parla del martire tante volte sui giornali come di un kamikaze, di un suicida. Il martire non è colui che mette a repentaglio la propria vita, ma il martire è colui che non salva a tutti i costi la propria vita. Non è un kamikaze, non è uno tanto ubriaco di sé
da mettere in gioco la propria vita. Il martire non è uno che rischia, non è nemmeno uno che provoca, ma è una donna o un uomo che crede, che spera, che annuncia il Vangelo, che ama la Chiesa, che ama i poveri e quindi davanti alla minaccia della morte continua la sua vita e la sua testimonianza senza lasciarsi intimidire. Questo è ancora teoria, ma io devo dire, lei ha avuto la bontà di accennare a quel mio libro Il secolo del martirio. Io credevo di sapere cos'era il martirio cristiano, ma quando mi sono messo a studiare i documenti della Commissione dei Nuovi Martiri, a leggere queste storie, ho capito che non sapevo niente, perché ogni storia di martirio è a sé e ha un suo messaggio e veramente non, come dire, sapevo ma non conoscevo quanto fossero state profonde le sofferenze e le persecuzioni. Devo dire che scrivendo questo libro e continuando questo interesse è stato per me come discendere nelle catacombe del XX secolo, un'altra parte della storia a cui nessun capitolo di libro storico è dedicato. Ed è una storia che mi ha profondamente toccato e in un certo senso anche personalmente mi ha trasformato. Mi ha dato coraggio e mi ha mostrato qual è la vera forza del cristianesimo, ma su questo ritornerò. Molte storie sono storie di donne, quante donne martiri, di suore, di preti, di povera gente che ha tenuto duro, perché nella propria debolezza ha rivelato una forza incredibile. Una storia. Una contadina abruzzese, Anita Santamarroni, 72 anni. I tedeschi la arrestano e la fucilano. Perché? Ha ospitato 2 aviatori inglesi. Prima di morire chiede di parlare e dice: io non l'ho aiutati perché erano inglesi, ma perché io sono cristiana e loro sono dei poveri cristiani. Guardate che in questa contadina analfabeta c'è tutto, è più di un dottore della Chiesa. Un pastore abruzzese, Michele Del Greco, ho conosciuto la figlia, che tiene viva un po' la memoria del padre. Prima della fucilazione dice: voi mi uccidete, ma io ho messo in pratica quello che mi hanno insegnato in chiesa quando ero bambino, dar da mangiare agli affamati. Aveva nascosto dei ricercati. Siamo nel quadro della Seconda Guerra Mondiale, ma ce ne sono infiniti di quadri. Allora io mi chiedo, dai nuovi martiri emerge qualcosa che è in contrasto con la loro debolezza, con la loro fragilità. È quella che io vorrei chiamare con l'Apostolo Paolo una forza debole. Il cristianesimo, e si rivela l'essenza del cristianesimo. Rubo a qualcuno questo titolo. L'essenza del cristianesimo. Cioè questa forza debole che è il suo grande segreto. La forza debole di un popolo credente che non rinuncia a vivere in maniera umana e cristiana. Quando infuria il conflitto viene minacciata la morte. E allora una contadina abruzzese rivela una forza d'animo incredibile. Perché, come diceva un testimone della fede romeno, non c'è niente di peggio di un cristianesimo sfinito.
svuotato, stanco. E tante volte il nostro è un cristianesimo stanco. E i nuovi martiri, senza essere aggressivi, perché noi confondiamo forza con aggressività, i nuovi martiri ci richiamano un cristianesimo forte. Franz Jägerstätter, un contadino austriaco, sposato, padre di 3 bambine, in un villaggetto austriaco non molto lontano da dove è nato Hitler e non molto lontano dal villaggio bavarese dove è nato Benedetto XVI. Nel 1943, a 36 anni, viene chiamato alle armi. Lui dice: rifiuto di indossare la divisa, perché il cristianesimo è inconciliabile col nazismo. Dice: non posso essere soldato di Cristo e soldato nazionalsocialista. Oggi, scrive, si vogliono vedere cristiani che possono resistere in riflessiva lucidità, nella calma e nella sicurezza. E viene condannato a morte. Sua moglie, Francisca, che ha 94 anni, piange, si dispera, non capisce la scelta del marito, ma in fondo gli sta vicino. E viene isolata da tutto il paese, parroco in testa, che la accusa di non avere impedito al marito di fare questa scelta antinazista e cristiana che disonora il paese. C'è una storia di massa, di centinaia di migliaia, di milioni di umili, di cui abbiamo dimenticato i nomi e i volti. Quanti cristiani divorati dalla persecuzione antireligiosa sovietica. Si parla di 300 vescovi ortodossi, 800.000 credenti, 2 milioni di credenti. Ma vedete, i numeri non importano, ma bisogna far uscire dal dimenticatoio queste tessere di un mosaico, un aspetto del martirio che ha una grande rilevanza, il martirio della carità. Io penso per esempio alle tante suore morte in Africa, protagoniste silenziose del dramma del continente. Ad esempio le suore poverelle dell'Istituto Palazzolo di Bergamo, le suore di Papa Giovanni, morte nel 95 in Congo durante l'epidemia del virus Ebola. Suor Vitarosa Zorza era partita per il Congo nell'82, si era occupata dei bambini. Quando seppe che era scoppiata l'epidemia, disse: voglio raggiungere le consorelle. Perché avere paura? Le altre sono là, io voglio stare con loro perché hanno bisogno di me. Voi direte dei ragionamenti semplici, semplicisti. Sono rimaste ad assistere i malati di Ebola e sono morte con i loro malati. Morte nel 95. Quindi donne e uomini come noi, della nostra generazione, che non hanno cercato la morte, che non si sono buttati in avventure spericolate, hanno seguito le vie della carità, dell'umanità, hanno fatto il loro lavoro e a un certo punto si sono incontrati con l'intimidazione degli altri o con lo spettro della morte, con la minaccia. Certo, hanno avuto paura, ma hanno deciso di restare e di continuare a amare. Martiri della carità. Don Pino Puglisi, di cui speriamo arrivi a termine la beatificazione, parroco palermitano, non era un prete antimafia, ma lottava perché i ragazzi della parrocchia Brancaccio, una parrocchia un po' calda da un punto di vista mafioso, uscissero dalla mentalità mafiosa
sa delle minacce su di lui, ma resta. È una figura meravigliosa Don Pino Puglisi. Bisogna vedere la sua biblioteca. Una biblioteca con 1000 volumi, per un parroco sono tanti, che rivelano un uomo colto e di meditazione. Vanno a ucciderlo dopo il discorso di Agrigento di Giovanni Paolo II, ve lo ricordate? 15 settembre 93. E Puglisi dice: me l'aspettavo. Non era fuggito da Brancaccio, era rimasto al suo posto. Sì, oggi, nel Novecento, ci sono anche i martiri delle mafie, le quali, individuano nei religiosi o nei cristiani dei nemici, perché con la loro azione distruggono la cultura mafiosa e danno motivi di resistenza morale. Sono dei nemici. Emblematica è una figura a me molto cara dell'arcivescovo di San Salvador, Monsignor Romero, che è morto proprio nella 4ª domenica di Quaresima. Un pastore, non un politico, un prete tradizionale, amico dei poveri, restato fedele alla Chiesa, ha avuto paura, ma è stato ucciso sull'altare. Vedete, nel Novecento tornano a morire i vescovi. I vescovi, perché non sono solo missionari delle prime linee, ma i vescovi, primati di chiese, un patriarca etiope strangolato dal regime di Mengistu, tanti vescovi uccisi in Africa, un vescovo italiano ucciso sulla porta della cattedrale di Mogadiscio, in Somalia, in Ruanda con le guerre etniche, il cardinale di Guadalajara ucciso dalle mafie, e poi tanti semplici, laici, preti. E ricordo i giovani seminaristi burundesi nel 96, entrarono nel loro seminario i guerriglieri Hutu e dissero: i Tutsi di qua, gli Hutu di là, i Tutsi li ammazziamo, gli Hutu possono andare. E i ragazzi restarono abbracciati insieme. Vedete, la storia del cristianesimo africano è contrassegnata dal sangue mescolato di missionari e di gente del luogo. Capi di chiese tornano a morire, vescovi, umili fedeli. Ma perché? Questa è la domanda che io vorrei porre. Perché li uccidono? Giovanni Paolo II, quando andai da lui per preparare, la celebrazione o l'intervento al Colosseo, mi disse una cosa che mi ha colpito molto. Disse: non devi guardare solo ai martiri, ma anche a chi li martirizza, perché sono una coppia. Ma a me mi sembra un po' strano. Ma perché? Le circostanze della morte sono le più varie. Il gesto assassino può essere indirizzato a caso, non per odio personale, ma c'è una radice comune di tanta violenza contro il cristianesimo. Ed è un problema anche attuale. Perché tanta violenza? Perché tanta violenza contro religiose in Africa o contro cristiani inermi in Iraq? Io credo che c'è una radice comune. È l'eliminazione del cristianesimo come riserva di umanità e di fede. L'eliminazione di testimoni pericolosi di umanità e di fede. Perché pericolosi? Perché con la loro vita buona sono un atto di accusa alla violenza, all'odio, alla corruzione. Sì,
i martiri sono testimoni di umanità e di fede e la loro testimonianza, pur non essendo per niente aggressiva, infastidisce. Vi ho parlato di Dachau. Padre Girotti, un domenicano italiano, fu deportato a Dachau perché aveva nascosto alcuni ebrei cacciati dai nazisti. Ci viene testimoniata l'ultima predica che tiene nella baracca. Lui dice: la Chiesa fu, è e sempre sarà l'unico rifugio del senso di umanità, di amore, di misericordia, rifugio della verità, dei principi della retta ragione, della civiltà, della cultura. Un'arca di umanità. Sono le parole di un martire. Cari amici, i martiri ci insegnano cos'è la Chiesa. Noi possiamo dire: ma sì, la Chiesa, ci sono delle cose che non mi piacciono, non vanno, ma nei momenti di dolore si vede veramente la grandezza della Chiesa. Nelle situazioni limite, quando infuria l'odio, la guerra, la Chiesa è veramente il rifugio dell'umanità, dell'amore, della misericordia, della verità, della retta ragione. La testimonianza di fede e di umanità intrecciate insieme, perché un grande errore dei cristiani del Novecento è stato distaccare la pratica dell'umanità e della carità dalla fede. Perché un vero testimone di umanità, di giustizia e di carità è radicato nella fede. La Chiesa, i cristiani sono personalmente colpiti perché testimoni di un altro mondo, di un altro modo di vivere, di un modo differente di vivere. Testimoni eloquenti, tante volte testimoni con i fatti. E in questo senso sono testimoni pericolosi che vanno eliminati. Per questo, cari amici, oggi il martirio continua. Ci sono meno regimi totalitari, ma i martiri non sono scomparsi. Pensate all'Iraq, dove vescovi, preti, laici trovano la morte. Mi è venuto a trovare qualche mese fa un vescovo iracheno, siro-cattolico, e mi ha raccontato la sua esperienza di essere stato rapito da terroristi islamici e condannato a morte, finché a un certo momento io gli ho detto: allora come si è salvato? E lui mi ha detto con molta semplicità, con molta preghiera e i soldi, perché la mia Chiesa ha pagato il riscatto. Ma che cosa ha fermato i terroristi? Gli ho chiesto. Dice: sono rimasti colpiti che io ho chiesto di pregare per la pace tra cristiani e musulmani, e poi è arrivato il loro capo e ha detto: ma guarda, state attenti con questo, perché ne sta pure parlando da Roma Giovanni Paolo. Allora deve essere un pezzo grosso, non è un poveraccio. Non ammazzatelo, fatevi dare i soldi. Può sembrare un episodio ridicolo, ma è anche un episodio di come è importante la solidarietà del Papa e di noi tutti. Mai lasciare solo nessuno, né a casa nostra né nel mondo, mai dimenticarlo, perché la nostra memoria, la nostra solidarietà può salvare vite umane, soprattutto quando si è lasciati soli, c'è una disperazione incredibile. E allora
I martiri sono tornati oggi. Molti cristiani hanno continuato a vivere tra la gente, in terre infestate dalla violenza, cieca. E lì i cristiani sono colpiti perché rappresentano una presenza alternativa alla logica del male. L'alterità cristiana suona come un'umile protesta e come un'alternativa vissuta. E questa alterità dei martiri ha qualcosa da insegnare anche a noi sulla alterità cristiana nelle nostre terre e nei nostri paesi. Per questo i cristiani vengono soppressi in quel clima di violenza diffusa tipico del nostro tempo. Io vorrei ricordare un prete romano, Andrea Santoro. Era un prete romano irrequieto, che a un certo punto parte per la Turchia e va a vivere come prete in Turchia e osserva la società turca e viene ucciso mentre sta pregando nella sua chiesa a Trebisonda. La sua parrocchia contava 5-6 fedeli, qualche prostituta ucraina si univa ai suoi fedeli a Trebisonda, un piccolissimo gregge, ma Santoro era felice lì, un uomo intelligente. Scrive: in questi giorni assistiamo a spettacoli di ferocia. Ma dice, qual è l'alternativa alla ferocia? La carità. La ferocia distrugge, la carità vivifica. La ferocia divide, la carità unisce. La ferocia genera ferocia, la carità riconcilia e genera carità. La ferocia uccide, la carità non teme di dare la vita. La ferocia è perversa nella genialità. La carità è sublime nella sua inventiva. Sono parole su cui mi ritrovo a meditare, perché vedete, noi scriviamo tanto, forse io troppo, ma scriviamo. Non è che scriviamo cose false, scriviamo quello che pensiamo, quello che studiamo, ma le parole dei martiri, spesso le ultime parole come queste o altre che ve ne ho lette, sono parole scritte col sangue. Sono testamenti su cui noi dobbiamo riflettere. E io credo che queste parole debbono ritornare a essere più ascoltate nella Chiesa. Santoro aveva chiara la condizione cristiana nel 2000. Per questo diceva: la debolezza ci salva, la forza ci distrugge. Mi avvio a concludere. Non posso non ricordare proprio in questi giorni i cristiani nel mondo arabo. Bande armate, taglieggiatori. Noi diciamo fondamentalisti, ma c'è dentro tutto in quella parola. Nel 2007 a Mossul i Caldei uccidono padre Raghed Ghani, che era uno studente del collegio irlandese. A Roma gli avevano detto: ma tu che torni a fare? Vedete, questo è il martire. Ma tu che torni a fare nel tuo paese? Ma resta a lavorare a Roma. Ma lui dice: no, io torno a Mossul, lì ci sono i miei cristiani, la gente ha bisogno di guide spirituali, io non sono migliore di loro per stare lontano. E a chi gli dice: combatti, difendetevi, lui dice: no, non dobbiamo combattere, ma con la nostra fede insegnare agli altri il nostro modo di vivere.
Vedete, il martire è uno che resta fedele al suo ministero, alla sua missione, alla sua fede e continua a camminare confidando in Dio. Pensate alle notti del martire però, alle paure. Forse qualcuno di voi ha visto il film sui monaci di Notre Dame dell'Atlas in Algeria. Come si chiama? Non mi ricordo il titolo. Uomini di Dio. Uomini di Dio. Di quel film mi ha fatto impressione, io ho conosciuto Frère Serget, Christian de Serget, e mi ha fatto impressione tutto, ma mi ha fatto impressione le notti. Quelle notti, ognuno nella sua camera, che si rigirano, in cui in fondo aspettano l'ora. Come non pensare all'orto degli ulivi? Come non pensare all'angoscia? Come non pensare a un orecchio teso nell'attesa dei passi? Come non pensare come salutassero con gioia le prime luci dell'alba? La notte è vigilia del martirio. Le notti, si dice, per i malati sono lunghe. Ecco, allora il martire non è un eroe, questo io voglio sottolineare. È uno come noi, è uno che viene da mezzo a noi, ma è andato avanti. Soprattutto è un uomo indifeso e in questo è fortissimo. Ricordo un'ultima figura. Frère Roger Schulz, fondatore di Taizé, questa comunità monastica ecumenica che ha avuto una funzione unitiva tra est e ovest, tra cristiani. Una comunità che vuole essere un segno di comunione nel mondo contemporaneo. Frère Roger era lì, col suo vestito bianco, seduto in mezzo ai giovani nella preghiera, vecchio. Lo faceva da mezzo secolo di star lì in mezzo ai giovani, con quella sua aria indifesa. E il 16 agosto 2005 viene accoltellato alla gola da una romena squilibrata, mentre 2500 persone intonano il canto Rende grâce au Seigneur e lui muore, ucciso così. Qual è il motivo di questa follia? La donna dice: quell'uomo mi provocava. È una pazza, ma qualche volta i pazzi dicono la verità. C'è una provocazione nella vita cristiana. E allora io penso, cari amici, e concludo, che noi dobbiamo fare ritornare i martiri in mezzo a noi, farli sedere al tavolo e insegnare. Parleranno di forza al nostro cristianesimo scialbo. L'Apostolo Paolo dice: vigilate, siate saldi nella fede, comportatevi da uomini, siate forti. E questa contiguità tra la nostra vicenda e quella dei martiri, 20 giorni fa dovevo partire per il Pakistan e avevo un appuntamento il giorno dopo con il ministro Bhatti, che avevo incontrato a Roma, che era un amico, questo ministro delle minoranze che è stato ucciso per la sua testimonianza di giustizia. Sono esistenze che dobbiamo scoprire, che dobbiamo far parlare. Parlavamo del Cardinal Vantuan, questo uomo piccolo, ma di una forza incredibile. Il vostro Vescovo ha ricordato la visita di Benedetto XVI alla Basilica di San Bartolomeo a Roma, luogo memoriale dei nuovi martiri. Il Papa si è chiesto: perché questi nostri fratelli martiri non hanno cercato di salvare a tutti i costi il bene
insostituibile della loro vita. E ha aggiunto: è vero, apparentemente sembra che la violenza, i totalitarismi, la persecuzione, la brutalità cieca si rivelino più forti, mettendo a tacere la voce dei testimoni della fede, che possono apparire gli sconfitti della storia, ma Gesù risorto illumina la loro testimonianza. E comprendiamo così il senso del martirio. Io penso che gli sconfitti della storia hanno esistenze e parole più eloquenti delle nostre parole, ma dobbiamo avere la capacità di ascoltarli. Se io posso, ho avuto un intento nel mio lungo intervento, è quello di suscitare interesse e attenzione per queste figure. Dalla sua prigione, negli anni 30, un grande poeta cinese, Ai Qing, leggeva il Vangelo e scriveva su poveri fogli di carte questa poesia: chi potrà negli strati terrestri trovare le lacrime dei sacrificati? Quelle lacrime sono chiuse tra migliaia di sbarre di ferro, ma c'è solo una chiave che possa aprire quelle inferriate, e tutti i coraggiosi che hanno voluto impadronirsi di quella chiave sono tutti morti sotto le armi dei guardiani. Se si potesse raccogliere una di quelle lacrime. La Chiesa ha tentato di raccogliere quelle lacrime. La memoria è una chiave per aprire quelle inferriate delle prigioni, dei sistemi concentrazionari, delle deportazioni, ma anche inferriate dell'ignominia, perché spesso i martiri vengono uccisi, vengono accusati delle peggiori cose. Spesso le inferriate hanno nascosto tanto dolore, spesso le inferriate sono state la nostra smemoratezza. Spesso le persecuzioni si sono prolungate nella calunnia e nella falsificazione della memoria. Cari amici, dobbiamo ricordare e dobbiamo confrontarci personalmente con quelle testimonianze. Solo allora, se apriremo il testamento dei martiri, e già forse lo stiamo facendo, ci renderemo conto, come dice la lettera agli Ebrei, che noi non abbiamo resistito fino al sangue. Anzi, noi siamo stati dei privilegiati, degli scampati. E allora la grande domanda di Giovanni Paolo II, di fronte al martirio dei suoi amici: perché questa sorte è toccata a me? E allora nel confronto coi nuovi martiri maturo una profonda penetrazione di cos'è il cristianesimo, ma anche sgorga, io credo almeno in me, un senso profondo di vivere la vita come debito agli altri. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie. No. Ora sto a Trieste. Le laudi sono canti devozionali in lingua volgare diffuse intorno al 1200, che narrano aspetti particolarmente suggestivi della storia sacra. Questa in particolare descrive con semplicità ed emozione la passione di Gesù. Ascoltiamo adesso una lauda cortonese del XII secolo, della crudel morte de Cristo. Gloria
Permettetemi di dire una parola di gratitudine e di ringraziamento a Rosso Ricati. È stata veramente una testimonianza coinvolgente e commovente, straordinaria, perché ci ha richiamati alla verità profonda ed essenziale del cristianesimo, ricordandoci la lezione del martirio, di quello che io ho chiamato secolo breve e che lui ha chiamato secolo terribile. Però questa testimonianza, non la voglio chiamare lezione, è stata dettata questa sera qui a Trieste, che è una città che sa che cos'è il dolore e che, grazie a Dio, non dimentica, anche se qualche volta non è capace ancora di curare i risentimenti, ma che nel suo calendario civile tiene fede a 2 giornate, una giornata della memoria alla Risiera e una giornata del ricordo alle Foibe. E in questa città c'è la Chiesa di Trieste, che ha nel 2008 beatificato un prete martire. Quindi
direi la tua testimonianza è andata dritta dritta alla verità profonda di questa città e di questa Chiesa. Noi ti ringraziamo e io sono certo che ne faremo tesoro. Grazie di cuore. Vi ricordo l'ultimo incontro della cattedra di San Giusto. Questa sera il professor Riccardi intanto facciamo, voilà. Avete visto? Le Paoline lo vendono. Eccoci. No, ma ormai altre librerie, visto che Anche le altre librerie. Le Paoline stanno in ritardo. Eccoci, benissimo. Allora, l'ultimo incontro della cattedra di San Giusto avremo con noi il Cardinal Re, che è stato un grande collaboratore di Giovanni Paolo II. Abbiamo voluto così dedicare questo ultimo incontro prima della beatificazione di questo straordinario pontefice proprio alla figura di Giovanni Paolo II, quindi vi aspetto anche il prossimo mercoledì. Grazie di cuore e adesso sentiamo l'ultimo brano musicale. Concludiamo allora questo incontro con l'inno a San Giusto. Questo è il più noto inno dedicato al martire triestino, composto da Emilio Busolini su versi di Elisabetta Bortuzzo. La musica in stile operistico ottocentesco intende esaltare soprattutto l'aspetto eroico del martirio.